Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, cari amici di Radio Libertà, una radio senza filtri, senza censure e soprattutto questa settimana, ve lo ricordo, senza paura. Senza paura è il messaggio principale della manifestazione dei Patriots, del terzo gruppo al Parlamento europeo, il gruppo autenticamente sovranista e identitario. In Europa padroni a casa nostra, vi ricordo, mancano solo pochi giorni alla manifestazione del 18 aprile alle ore 15 a Milano in Piazza Duomo. Aspettiamo famiglie, aspettiamo lavoratori, aspettiamo persone convinte nel ribadire che l'immigrazione in casa nostra sta cambiando tutto e che è uno strumento inequivocabile per così sostituire i popoli. Non è una tesi, ma è ormai un fatto, lo vediamo. Purtroppo, come sempre, quando il popolo cerca di ribellarsi e di reagire a questa situazione, una situazione che nasce da lontano, una situazione su cui hanno soffiato il fuoco sia evidentemente un certo tipo di grande capitale, un certo tipo di movimenti europei che vogliono abbassare il costo del lavoro importando manodopera a bassissimo costo, ma anche una certa sinistra con le sue cooperative, col suo sistema per lucrare appunto sulla situazione, una situazione che insomma la sinistra storica, Marx parlava di un esercito di riserva del grande capitale rispetto all'immigrazione, quindi la criticava, ma oggi diciamo la corruzione del pensiero e non solo del pensiero, insomma, ha portato a sfruttare sostanzialmente l'immigrazione da parte di tanti buonisti dalla carità pelosa, magari anche pensando che questo nuovo esercito appunto di nuovi italiani, tutt'altro che contenti di essere italiani se non per quanto riguarda appunto per il welfare, si organizzeranno appena possono con le loro idee. Quindi come è accaduto per la malavita straniera, che prima è stata agli ordini della malavita italiana, le varie 'ndranghete, le varie mafie, e oggi invece abbiamo la mafia nigeriana, la mafia cinese e quant'altro, purtroppo è solo un'illusione il fatto che la sinistra possa introitare stabilmente il voto di queste persone, che invece hanno tutt'altra agenda, ed è un'agenda effettivamente legata soprattutto penso alle comunità islamiche, ma non solo, insomma a una civiltà, un mondo, a un sistema di regole, prima di tutte la Sharia, che non è il nostro. Quindi se volete anche voi dire qualcosa, intanto la presenza a Milano il 18 aprile alle ore 15 e poi potete chiamarci, vi ripeto, sempre in diretta, senza filtri né censure, come è lo slogan di questa radio, la radio vera della libertà e dell'autonomia. Potete chiamare, intervenire in diretta per contribuire o anche per contestare le nostre tesi allo 02 92 94 72 22. Una sinistra, dicevo, che si occupa molto spesso di noi, ce ne fa di tutti i colori. Questa stessa manifestazione, questa stessa kermesse, diciamo, incontra il timore della sinistra, che vede i cartelloni, diciamo, in questi giorni per Milano, una Milano anche, diciamo, finalmente libera dal brutto tempo, e che quindi inviterà senz'altro molte persone all'appuntamento, e la presidente del consiglio comunale, Elena Buscemi del PD, si è già messa di traverso, voi sapete, ha depositato un ordine del giorno per chiedere sostanzialmente al questore di fermare la manifestazione. Vi ripeto, la manifestazione del terzo gruppo al Parlamento europeo, che ha rappresentanti in più di una dozzina di stati europei, che vanta ovviamente membri in governi importanti, primi partiti, penso alla Francia, penso all'Ungheria, penso in
tante situazioni. Ebbene, Elena Buscemi deposita quest'ordine del giorno per impegnare il sindaco e la giunta, pensate voi, ad esprimere ferma condanna nei confronti dei contenuti della manifestazione, dichiarandoli incompatibili con l'identità civile e democratica di Milano. Bene ha fatto ovviamente la nostra eurodeputata Silvia Sardone nel ribadire il nostro no all'immigrazione senza freni, e ricordiamo al PD che in numerosi paesi europei, a partire dall'Inghilterra e dalla Danimarca, dove tra l'altro governa proprio la sinistra, la Danimarca, ma c'è una sinistra molto più ferma su questi temi, il tema dei rimpatri e delle espulsioni irregolari è all'ordine del giorno. Quindi si vuole criminalizzare, lo si è fatto all'inizio con la parola sovranismo, si è criminalizzata anche la parola remigrazione, ma qui si tratta semplicemente di prendere i prepotenti, di prendere i criminali, di prendere chi dovrebbe già essere stato espulso e ancora non espulso grazie a cavilli e grazie a una giustizia che sappiamo benissimo essere una giustizia a senso unico, e anche le ultime vicende lo hanno dimostrato, una giustizia a senso unico, quindi un'ingiustizia. E quindi il popolo alza la testa, il popolo va in piazza, il popolo manifesta e deve manifestare, e manifesterà ovviamente in un come dire, in un frame, in uno scenario europeo. Si manifesterà anche ovviamente contro gli accordi tipo Mercosur che distruggono le nostre eccellenze agroalimentari, la nostra capacità comunque di dare il meglio con diciamo tutta una serie di prodotti che sono altamente identitari e che non vanno svenduti magari per accedere a qualche mercato, soprattutto per fare un favore ad altri stati. Ecco, non si può sacrificare l'agroalimentare italiano, ma penso anche a quello francese o spagnolo, per far fare qualche affare in più, per esempio alla Germania, sul campo dell'automotive, piuttosto che delle gomme, piuttosto che della chimica. Insomma, ci vuole un interesse nazionale diffuso, ed è per questo appunto che i patrioti vogliono manifestare, e vi vogliono vedere, cari amici. Fate uno sforzo in piazza quel sabato pomeriggio. Siamo a Milano, vi aspettiamo veramente, veramente numerosi, per sbattere in faccia alla sinistra tutte le proprie ipocrisie che sono ormai manifeste. C'è un bell'articolo che vi voglio segnalare, un articolo sulla CGIL, sul sindacato che è, come dire, come dire, la longa manus della politica nel mondo del lavoro, e un sindacato che diciamo si scandalizza o finge di scandalizzarsi per i problemi degli ultimi tempi. Sapete, come accade spesso in Puglia e in Campania, sui problemi per esempio del caporalato, sui temi comunque diciamo dei braccianti dei cosiddetti ghetti agricoli. Ogni tanto, quando c'è una vittima, si finge di scandalizzarsi, ma si ignora la causa, che è l'immigrazione evidentemente irregolare, che crea fantasmi da sfruttare. Ecco, vi leggo qualche pezzo dove ci sono appunto questi lamenti di esponenti CGIL a fronte comunque di fatti gravi che vi vogliamo riportare. Certe verità, dice Francesco Borgonovo sulla Verità, sono così lampanti che persino la CGIL riesce a coglierle. Solo che poi, essendo la CGIL, di tale verità non sa che farsene e non riesce a cavarne mezza riflessione utile. Prendiamo il caso di Pesaro. Giovedì scorso la squadra mobile locale ha effettuato un giro di ricognizione in una delle aree più problematiche della città tra l'altro a guida PD. Tra i vari soggetti identificati c'è un gambiano, già noto alla polizia, che dà in escandescenze, aggredisce gli agenti e ne ferisce 4. Totale 77 giorni di prognosi. Drogato e con problemi psichici, il gambiano, molto spesso si parla di gambiani nella cronaca, deve essere un paese particolarmente problematico, viene portato al pronto soccorso dove replica la sua furia, causando problemi anche lì. Niente di inedito. Il sindacato della CGIL locale
interviene attraverso il segretario della CGIL pesarese Pierpaolo Frega. Cosa si è fatto nel tempo? È un uomo affetto da una grave patologia psichiatrica, ma nel corso degli anni non si è mai riusciti ad espellerlo. Si sono utilizzati provvedimenti dettati dalla politica totalmente inefficaci, come DASPO e fogli di via. Beh, i DASPO però li dovrebbero fare i sindaci. Non esistono strutture per misure detentive psichiatriche che potrebbero contenere e gestire le sue patologie. Il fatto è che questo signore ha ragione, un personaggio del genere, estremamente problematico e già conosciuto dagli agenti, dovrebbe essere fuori dall'Italia e invece non si riesce ad espellerlo. Tutte le altre misure, dice giustamente il segretario, sono assolutamente inutili. Bravo, bis. C'è solo un problema, che Frega non condivide le sue preoccupazioni e la sua indignazione con i suoi compagni del sindacato? Perché non se la prende con la sua compagine politica di riferimento che da anni si batte per spalancare le frontiere ed osteggia ogni tentativo di espellere gli stranieri che causano guai? Già, da una parte il sindacalista si arrabbia perché non si riesce a cacciare gli immigrati che causano disastri, dall'altra però è pur sempre un esponente della CGIL, dunque deve prendersela con il governo e con la destra, mica può trovare altri colpevoli. Le forze dell'ordine sono lasciate sole a gestire un problema sanitario, dice ancora, importante, facendolo diventare un problema di polizia. Le forze dell'ordine sono chiamate a lavorare cercando di dare risposte concrete e va avanti in un profluvio anche abbastanza retorico. Peccato che quando ci si mettono di mezzo tutti al fine di impedire che il caos sia risolto, qualcosa non va, insomma. E il sindacalista pesarese non è affatto isolato. È molto interessante quello che scrive la CGIL, per esempio, in altri casi. Sono intervenuti sul terribile caso di Alaghie Singate, migrante di 29 anni che si è impiccato a Torretta Antonacci in Puglia, straziante approdo di anni di sfruttamento come bracciante nei campi di pomodori. C'è una similitudine brutale, da un lato il pomodoro, colto, schiacciato, spremuto fino a diventare polpa pronta per il consumo, dall'altra la vita di chi quel frutto lo ha raccolto. Vite spremute con brutale ferocia, svuotate di dignità, condotte fino alla soglia dell'annientamento, dice il capo delle politiche migratorie della CGIL locale. Non è una questione privata, ma l'ennesima morte politica dell'Italia e dell'Europa dei diritti traditi. Ci ritroviamo in un'Europa che vanta dignità e giustizia sociale, ma nei fatti applica decreti rimpatri e caccia ai migranti. La scelta definitiva che ha compiuto Singate è il risultato diretto di scelte che rendono le persone invisibili, negando loro lo status di lavoratori per confinarli in quello di clandestini. E ancora altri non sto ad aggiungere. Cosa dire, cari amici? Basta ghetti, è giusto. Solo che per eliminare i ghetti bisogna eliminare l'immigrazione, soprattutto quella irregolare, che li rifornisce di materiale umano, altrimenti tutto continuerà a funzionare come prima e a qualcuno dà fastidio, perché esattamente come accadde qualche anno fa, quando ci fu il blocco degli ingressi negli Stati Uniti e si rialzarono subito del 5% gli stipendi, per esempio, nelle acciaierie americane, questo si fa perché si vuole precarizzare il lavoro. Diamo dignità al lavoro, non esistono lavori che gli italiani non vogliono più fare, esistono salari che è giusto che gli italiani non debbano più accettare. Perché? Perché siamo un paese di alto valore aggiunto, siamo un paese in cui giustamente la nostra gente deve lavorare, non siamo per le prebende così a pioggia, ma ci vuole anche dignità del lavoro e i nemici della dignità del lavoro sono quelli che lo precarizzano. Questo è evidentissimo. Vedo che abbiamo una chiamata, la facciamo subito passare. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottor Tonini, Lisetta. Buongiorno a lei. Allora, bene tutto quello che ha detto lei nella manifestazione del 18. Dottor Tonini, io spero che il no del referendum non abbia fermato la nostra tanto amata autonomia. E spero che il 18 qualcuno ne parla, lo spero tanto. E allora io oggi volevo parlare appunto di autonomia, perché mi sembra che sia tutto chiuso la questione. Cioè una parte, dottor Tonini, della popolazione di Cortina, ancora quando c'erano le Olimpiadi, a Cortina d'Ampezzo,
manifestava la volontà di valutare con strumenti democratici un diverso, dico io, inquadramento amministrativo. Loro guardano il Trentino Alto Adige, così come già avvenuto nel caso di Sappada, confluita nel Friuli Venezia Giulia. Non so se lei è d'accordo. E allora, dottor Tonino, in un ordinamento che si proclama democratico e fondato sulle autonomie, tale istanza dovrebbe essere oggetto di ascolto e confronto, secondo me. Viene invece liquidata con un'affermazione apolitica, mi sembra questa la parola giusta, Cortina sta bene dov'è. Allora, secondo me sempre colpisce che tale posizione provenga da chi per anni ha fatto dell'autonomia territoriale il perno del proprio messaggio politico. Da indipendentista veneta e dunque da sostenitrice del principio di autodeterminazione dei popoli, io ritengo che il diritto, secondo me sempre di una comunità, dottor Tonini, a scegliere il proprio futuro non sia una concessione benevola dello Stato, bensì, cosa vorrei dire, un'espressione essenziale della libertà politica. Libertà che oggi sembra essere considerata un fastidio, quando non un pericolo. Per decenni, dottor Tonini, ci è stato ripetuto che erano i regimi comunisti a impedire ai cittadini, mi sembra, di inseguire condizioni di vita migliori, a temere il confronto con modelli più efficienti e prosperi, a costruire muri per trattenere le persone entro i sistemi fallimentari. Allora, secondo me il muro di Berlino non fu eretto per difendere un'identità, ma per impedire una scelta. Per evitare che i cittadini scoprissero, sempre secondo me, semplicemente attraversando un confine che esisteva, un mondo più libero, più ricco di opportunità, più giusto. Oggi il cemento è stato sostituito dalla burocrazia, ma il principio resta sorprendentemente simile: impedire a una comunità di scegliere in nome di un'unità amministrativa che produce diseguaglianze evidenti. E poi voglio terminare che a sua volta il Sud, secondo me, mostra di non avere nessuna intenzione di prestare ascolto ad un partito nordista, ma anche di destra estrema. Tutto qua, io la saluto e un buon fine settimana. Grazie per l'intervento. Allora, tanti sono i temi toccati, bisogna evitare di, come dire, di toccare qualche piccolo cortocircuito. Diciamo pure che l'autonomia è assolutamente voluta dai popoli, è un'autonomia che nasce da un referendum del 2017, il 22 ottobre 2017, ce lo ricordiamo tutti molto bene, il referendum consultivo qua in Lombardia, lo stesso per il Veneto. E evidentemente quello è un sentiero che, nonostante tutte le difficoltà che sono state messe, tutti i passi anche per, come dire, cercare di non far partire la macchina, a fronte di un come dire, di una possibilità attribuita dalla Costituzione italiana nella sua modifica poi del 2001, quindi la sostanzialmente articolo 116,3 della Costituzione, il famoso titolo quinto, per l'attribuzione di particolari forme di autonomia. Che un comune voglia fare una scelta è legittima. Il problema fondamentale è che cosa facciamo? Che tutta la provincia di Belluno, che tutte le province del Veneto allora diventano in automatico Friuli Venezia Giulia. Cioè, per un problema amministrativo che non si risolve, si arriva a un eccesso da questo punto di vista. L'identità è importante, il Veneto ovviamente è importante, vuole mantenere la sua autonomia, la sua lingua, eccetera, e lo vuol fare da Veneto evidentemente. Che poi Roma metta i bastoni tra le ruote con la sua burocrazia, qualche volta proprio direttamente con i partiti, con i sindacati e quant'altro, perché avrebbero troppo da perdere, lo sanno benissimo. Però è chiaro che la situazione è questa. L'autonomia speciale del Friuli, della Valle d'Aosta, della Sicilia, è un'autonomia che è precedente alla Costituzione italiana, perché è un'autonomia presente nel trattato di pace dell'ultimo conflitto mondiale. Quindi
ormai a Roma si sono messi il cuore in pace e lì non possono farci più niente, anche se ogni tanto cercano di riprendersi, come dire, competenze e risorse. Noi dobbiamo far sì che in una situazione di piena equità tutte le regioni, tutte le comunità, meglio, tutte le comunità che vogliono accedere a questa autonomia, perché ritengono che con questa autonomia possono migliorare le proprie condizioni di vita, quindi ecco l'idea dell'autonomia differenziata. Chi può fare da solo perché fa meglio e quindi dà un beneficio al tutto, lo fa. Chi fa fatica resta tra le braccia dello Stato. Ecco, questa è un po' l'idea della scusate, dell'autonomia differenziata, che è legge per esempio in Spagna, dove le comunità autonome hanno autonomia appunto a regime estremamente variabile, con una storia tra l'altro molto più, se vogliamo, molto più antica e più profonda anche delle autonomie di casa nostra, perché comunque stiamo parlando di Catalogna, stiamo parlando di Paese Basco per esempio, ma non solo. E quindi il discorso è un po' questo. Non dimentichiamo l'autonomia. Io credo che riportare il potere verso il cittadino lo fa la Lega in Europa essendo sovranista, ma lo fa la Lega all'interno dello Stato Repubblica Italiana per dare visibilità, controllo, responsabilità a quegli amministratori locali che hanno dimostrato di essere, amministratori validi, e per questo poi vengono premiati dal voto, come abbiamo visto dalle ultime, per esempio, regionali in Veneto. Ebbene, quella è la via, quella è la strada e si continuerà a percorrerla. Adesso prima pausa e poi di nuovo in trasmissione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Open Your Eyes di nuovo in onda sulle frequenze di Radio Libertà, 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta. Parlavamo di autonomia, parlavamo di libertà di scelte dei popoli. Ebbene, un colpo grosso, ancora una volta, l'autonomia dei popoli lo sta facendo la Cina, un vero e proprio colpo di omologazione comunista. Il titolo è abbastanza eloquente: la Cina abolisce le minoranze per soldi. La lingua ufficiale a scuola sarà per tutti, stiamo parlando di un paese di oltre 1,5 miliardi di persone, la lingua ufficiale sarà il mandarino. L'obiettivo è un mercato di consumatori omogeneo, cioè la Cina che rallenta un po'
sostanzialmente la sua crescita cosa vuol fare? Vuole omologare sul proprio territorio nazionale scusate, il modello della Cina di oggi, anche rispetto a quelle popolazioni che ha inglobato negli anni e che sono invece gelose della propria come dire, della propria identità etnica, storica, linguistica. Pensiamo ai tibetani, anche con la loro identità religiosa minacciata da sempre, ma pensiamo anche agli uiguri, ai popoli delle steppe, che in alcuni casi sono anche, per esempio, musulmani o comunque discendono dalle stirpi, dalle antiche stirpi della Mongolia. Ebbene, niente di tutto questo, una Cina unica e omologata, ecco il tema è proprio unica e omologata, che ci ricorda un po' l'una indivisibile di Giacobina Memoria, che c'è anche in casa nostra, dove le minoranze etniche, culturali e linguistiche dovranno uniformarsi all'identità nazionale plasmata dal Partito Comunista con due sostanziali obiettivi: proteggere il paese dalle minacce esterne, e creare un mercato di consumatori eterogenei. La legge sull'unità etnica varata dal Congresso Nazionale del Popolo, cioè il plenum sostanzialmente poi del Partito Comunista, è un ulteriore giro di vite del regime di Xi Jinping alle già ristrette libertà della popolazione cinese, e pur affermando che tutelerà le tradizioni di tutti i 56 gruppi etnici ufficialmente riconosciuti, rischia, ma sarà così, di ridurle a semplice folklore, privilegiando una standardizzazione altissima. La principale misura della nuova legge è che il mandarino diventi la lingua principale di insegnamento nelle scuole e nelle comunicazioni ufficiali, anche in quelle regioni in cui gli studenti avevano invece prima la possibilità di studiare la maggior parte del programma scolastico nella propria lingua madre, come il tibetano, l'uiguro o il mongolo. Pechino sostiene che insegnare il mandarino alla prossima generazione migliorerà le prospettive di lavoro. Di base c'è questo nuovo piano quinquennale, ecco, piano quinquennale ci ricorda un po' il mondo staliniano, e da lì mi sembra che non si sono molto staccati, che si propone tra le altre cose di stimolare con vigore i consumi, offrendo lavori pagati meglio in modo che i cittadini abbiano più soldi da spendere. Ciò permetterebbe alla Cina di ampliare il mercato interno, ecco, questo è l'obiettivo, che ora rappresenta il 40% del PIL, mentre per esempio negli Stati Uniti il mercato interno vale il 65% del PIL, diminuendo la dipendenza del paese dalle esportazioni per alimentare la propria economia. È un'illusione che caratterizza i piani economici cinesi da più di 20 anni, ma che non si è mai realizzata per motivi, diciamo, strutturali. E quindi si pensa all'omologazione per trasformare in consumatori anche quei popoli anche più legati alla terra, più lontani dalle grandi metropoli e dai grattacieli di Shanghai e di Pechino, e quindi richiamando sostanzialmente dai margini dell'economia questo esercito di 200 milioni di lavoratori precari a chiamata, sottopagati e senza alcuna rete di sicurezza sociale. Ecco, stiamo a vedere. L'altra faccia della medaglia è quella della repressione, del controllo, dell'educazione basata su un'ideologia di Stato. Le autorità dovranno guidare i cittadini ad avere una visione uniformata e corretta, ribadisco, uniformata e corretta, su storia, costume e religione, abbandonando le usanze obsolete che minano l'unità del paese. Qui vedo proprio il progressismo giacobino, ecco, si sentono gli echi un po' del mondo del terrore, dei Saint-Just, dei Robespierre, di questi puri che ti vogliono epurare, e nella storia ce ne sono stati tanti, insomma, ecco. Non solo lo Stato, quindi tutta la società deve partecipare a questo sforzo verso l'omologazione, a cominciare dai genitori, che avranno il dovere di educare e guidare i figli ad amare il Partito Comunista Cinese. Ci stanno provando anche in casa nostra, però stiamo un po' a vedere. Di sicuro, insomma, c'è un problema. Vedremo se per esempio le solerti Nazioni Unite
in questo caso interverranno o chiuderanno gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca e quant'altro, come fanno in determinate situazioni. Sarebbe anche una presa simbolica, visto che la Cina ha potere di veto, ma sarebbe una presa di coscienza comunque importante. Ecco, vedremo se qualcuno ne parla, ma qualcuno di solito non ne parla, come purtroppo accade per esempio per le persecuzioni dei cristiani. Continuiamo però a parlare di sinistra, torniamo in casa nostra. Vi ricordate, avevamo parlato soprattutto di Salis, l'ultima puntata, vi avevo spiegato anche un po' le questioni legate agli assistenti particolari accreditati al Parlamento europeo, i loro doveri, insomma le limitazioni, il fatto che insomma non ci potessero essere legami diretti con i propri datori di lavoro. Ebbene, lo scoop, che voi sapete nasce un po' da l'inchiesta di Francesco Giubilei sul Giornale, che poi è andata avanti su Bonnin, ma anche diciamo su tutto il mondo legato alla Salis. Ebbene, nuove ombre sull'incarico di Bonnin. Pare che insomma la Salis avesse la casa in comune con il portaborse assunto, e che quindi ci fosse un legame affettivo vero e proprio, insomma, ecco. Ripeto, dopo che già erano stati trovati assieme in una stanza di hotel alle 7 di mattina a Roma durante un controllo di polizia, insomma, ecco. Lei aveva negato, eccetera, eccetera, però sono emersi alcuni documenti che potrebbero smentire questo, perché fino a fine marzo di quest'anno Ilaria Salis e Ivan Bonnin sono stati residenti nello stesso indirizzo in una casa di Milano, e poi solo dopo il controllo di polizia del 28 marzo scorso la Salis si sarebbe affrettata a cambiare residenza, spostandola il giorno successivo, 29 marzo, in un altro indirizzo e in un'altra città. Se la notizia di questo indirizzo si rivelasse appunto confermata, sarebbe impossibile negare la relazione, e allora evidentemente, verificando i dati anagrafici, non si potrebbe non rivelare la volontà di nascondere questo eventuale legame. Nel momento in cui la Salis nomina come assistente parlamentare una persona con cui non solo viene trovata nella stessa camera alle 7 di mattina, coincidenza quantomeno bizzarra, ma con cui ha addirittura condiviso la residenza, testimoniando perciò un legame che va ben oltre l'essere un caro amico, non si tratta più di una vicenda privata, bensì di un fatto di rilevanza pubblica. Infatti Bonnin, come vi avevamo detto, è un'APA con un contratto diretto firmato con il Parlamento europeo e ben pagato da fondi pubblici. Tra l'altro, ripeto, gli assistenti accreditati ricevono una indennità che viene chiamata expatriation per risiedere a Bruxelles o a Strasburgo o eventualmente a Lussemburgo, cioè in una delle 3 sedi ufficiali del Parlamento europeo, quella di Strasburgo, quella di Bruxelles e eventualmente anche quella di Lussemburgo, dove c'è in realtà solo l'amministrazione. Come emerge dal documento appunto sugli obblighi, c'è quello di stabilire la residenza, ma Bonnin risulta residente a Milano, e come se non bastasse, Bonnin ha precedenti penali ed è stato condannato nel 2015 dal Tribunale di Bologna per interruzione aggravata di pubblico servizio e per violenza privata a 6 mesi di carcere, successivamente graziosamente commutati da un magistrato in una multa da 15.000 euro. Solo pochi giorni fa il nome dell'altro assistente della Salis, anche lui pregiudicato, vi ricordate Mattia Tombolini, è scomparso dal sito del Parlamento europeo e a suo dire si sarebbe dimesso nei giorni scorsi dall'incarico. Ecco, e il punto centrale non è quello, non vogliamo fare del pettegolezzo, ma insomma pare evidente che con l'elezione della Salis tutto un mondo antagonista con tutte le sue ramificazioni si è incistato in qualche modo nel Parlamento europeo, fregandosene anche di quello che è come dire,
un normale rapporto tra l'eurodeputato e le persone che può avere al suo servizio. Quindi non è stata fatta evidentemente una selezione, ma attraverso questo rapporto fiduciario si sono scelti dei personaggi estremamente discutibili. Il rapporto fiduciario va bene, ma se il rapporto fiduciario diventa un rapporto personale e privato, beh, quello è impedito dalle regole, e quindi ci auguriamo che il meccanismo antifrode del Parlamento europeo, così solerte in certi casi, in questo caso non sia, lento nell'intervenire. Ecco, il famoso OLAF, il meccanismo antifrode europeo, che dovrebbe intervenire per tutta questa galassia, dalla Salis a Mimmo Lucano, di personaggi legati alla sinistra antagonista, alla sinistra radicale, al mondo antifa, che dà l'assalto al potere in cambio appunto di manifestazioni di piazza, di supporto alla sinistra ufficiale, che sfrutta queste persone, ma che sta portando però sempre più a sinistra, sempre più in maniera radicale il dibattito politico. E questi antifa, vi leggo, sono a caccia di fondi, un nuovo evento con Zero Calcare e l'assistente della Salis. Quindi il mondo antifa italiano si organizza in vista della possibile stretta che anche in Europa, come negli Stati Uniti, potrebbe colpire i gruppi antifascisti violenti e radicali, dichiarandoli organizzazioni terroristiche. Sapete, ci sono anche delle proposte di legge in itinere. A luglio l'amministrazione Trump potrebbe convocare un summit internazionale anche con la partecipazione di funzionari di nazioni europee, tra cui l'Italia, per dare vita a un coordinamento per contrastare questi gruppi antifa violenti che non perdono tempo, e a partire dall'Italia si stanno organizzando per cercare fondi. Zero Calcare, che è paladino dei collettivi degli antifa, ha annunciato che si svolgerà a Roma, al centro sociale XOA ex SNIA in via Prenestina, un evento di presentazione del suo libro Nel nido dei serpenti, che sarà in realtà un'occasione di autofinanziamento e per chiamare a raccolta il mondo antifa. Si parlerà anche del libro Antifascismo illegale, che uscirà il 25 aprile, curato da Mattia Tombolini, di cui vi ho già parlato, ex assistente pregiudicato di Ilaria Salis, editore della casa editrice Momo, con i contributi di vari autori, tra cui lo stesso Zero Calcare. Proprio Tombolini, che tra i relatori dell'evento, ieri in un post ha scritto: come è possibile che l'antifascismo da religione laica europea sia diventato il bersaglio facile della destra radicale e di governo? Forse perché si vede il fascismo quando il fascismo non c'è, forse perché si sta cercando di diventare ministri religiosi di un sentimento che dovrebbe essere laico e molto più libertario, dico io. La domanda potrebbe essere retorica, ripeto, anche alla luce dei numerosi episodi di violenza di cui si sono macchiati i gruppi antifa negli ultimi anni anche in Italia. Insomma, ricordiamo solo di recente anche le martellate ai poliziotti. Quindi stiamo un po' a vedere che cosa capita. Lo stesso sta accadendo in Ungheria, in Germania, insomma è abbastanza preoccupante. E a proposito di cortocircuiti, ce n'è uno nuovo. La sinistra, dove governa, e deve dare risposte evidentemente ai cittadini. Certo, se sono magari cittadini organizzati in qualche associazione amica, è meglio, ma anche i cittadini che per esempio vorrebbero un vivere civile e risposte contro la criminalità organizzata, a un certo punto evidentemente la sinistra deve fare qualcosa. E che cosa vuole? Cerca volontari per promuovere la pace tra i popoli nelle zone degradate. Sono andato a cercare, perché non capivo di che cosa si trattasse, sostanzialmente delle passeggiate in queste zone, ma guai a chiamarle ronde, attenzione. Firenze scopre la criminalità e tenta di correre ai ripari. Peccato però che l'unica arma sfoderata dall'amministrazione targata PD sia quella dell'ipocrisia, messa nera su bianco in un avviso pubblico per reclutare volontari da impiegare gratuitamente nei parchi verdi diventati terra di nessuno. Poi sarebbe interessante capire anche come creare questi gruppi, perché poi rischiano
non so chi ci partecipa, in alcune città ci sono i nonni civici, cioè persone che comunque in pensione magari possono dare un loro contributo, e le amministrazioni hanno il dovere comunque di creare un minimo di scudo, di creare per esempio delle assicurazioni per queste persone, dei regolamenti, di dare magari attraverso un corso una qualifica che può essere anche temporanea di assistente, di guardia giurata, non so. Sta di fatto che invece questi signori vorrebbero reclutare volontari gratis et amore dei, per farli girare nei parchi verdi. Ve l'immaginate la ronda democratica alle cascine? Ecco, pensate voi. Insomma, se da un lato il sindaco Dem Sara Funaro si erge a paladina contro le ronde di destra, come è già accaduto, stracciandosi le vesti per smentire che Firenze abbia un problema di sicurezza, dall'altro ammette che proprio la culla del Rinascimento è ormai fuori controllo, e anziché impiegare i vigili urbani in operazioni contro la delinquenza, che sarebbe comunque sempre cosa buona e giusta, mentre di solito, soprattutto sotto certe amministrazioni di centrosinistra, i vigili urbani vengono impiegati per fare le multe e poco altro. Ebbene, si mettono in un bando l'idea di ronde mascherate dietro un controllo di territorio per la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata. Ecco, io mi immagino di vedere un ragazzo giovane o un ragazzo, non so, di questi anche così speranzoso e volenteroso, che va con il ditino dal delinquente, dal prepotente, a dirgli: scusi, guardi che questo non si fa. Ecco, non so se poi sarà così. Ecco, vediamo. Il tutto a costo zero per Palazzo Vecchio, e evidentemente ad altissimo rischio per i futuri volontari, in un cortocircuito di regole aleatorie e problemi operativi. L'avviso, diramato dalla direzione del Corpo di Polizia Locale di Firenze, si rivolge alle associazioni del terzo settore. Mira ad individuare, sotto l'egida della promozione tra i popoli e della difesa non armata, semplici cittadini che possano diventare una sorta di guardiani delle aree verdi, ormai ostaggio dei criminali, come le malfamate cascine, dove spazio e rapine la fanno da padrone. Ma allora, se vogliamo delle associazioni di questo tipo, a parte che già esistono, posso citare i City Angels ed altri, però sono un'altra fattispecie, sono magari anche di supporto, per esempio ai senza tetto e al resto, però se c'è un problema di ordine pubblico andrebbe affrontato con chi è pienamente titolato a farlo, o altrimenti si fanno le ronde e si dice: facciamo le ronde. Bisogna avere il coraggio, dico io, delle proprie idee e delle proprie situazioni. Comunque questo avviso pubblico è molto interessante, no? Si prende atto che quindi c'è questa delinquenza, nonostante tra l'altro, se non sbaglio, a Firenze ci siano quasi 900 agenti, però non si dice che tipo di etichetta avranno questi nuovi volontari. Quindi, come sempre, molta ideologia e una pratica assolutamente insufficiente. Il buon senso sta da un'altra parte. Il buon senso spero che sia in tutti voi, cari ascoltatori, che come ogni settimana ci seguite e cerchiamo di superare, insomma, un po' il pensiero unico dominante, per ritornare appunto al sano pragmatismo di casa nostra. Io vi ringrazio per averci ascoltato anche oggi, e vi ricordo l'appuntamento del 18 aprile alle ore 15 a Milano, in Piazza Duomo. Non mancate, perché in Europa siamo padroni a casa nostra, e ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana per la consueta puntata di Sic et Non.